Onorevole Milazzo, qui ad Agrigento in tour elettorale per sostenere la vostra candidata e la vostra lista. Sì, noi ci vogliamo ispirare, rilasciandovi questa dichiarazione, a una famosa frase di Winston Churchill. Potevano scegliere fra il disonore e la guerra, hanno scelto il disonore e avranno la guerra. Dove sta il disonore? Avendo tradito i loro impegni col territorio, avendo tradito l'impegno di Giorgia Iacolino. E la guerra l'avranno perché il risultato sarà una valanga di consensi a favore di Giorgia Iacolino, che noi chiediamo ai nostri concittadini, anzi ai suoi concittadini, ai miei amici agrigentini, chiediamo di sposare un progetto per andare avanti, anzi andiamo avanti con Lillo Firetto, per definire le tante cose che abbiamo iniziato con e per Agrigento e per definire un progetto politico che abbiamo iniziato e abbiamo deciso di portare avanti. E per cui chiedo di votare per Giorgia Iacolino, un medico, una candidata uscente, una candidata, una persona, una donna coerente. E ci appelliamo ai tanti agrigentini, alla maggioranza, alla stragrande maggioranza degli agrigentini che sono persone per bene e che penso possono tranquillamente essere rappresentati da Giorgia Iacolino. Il suo impegno per l'Europa, il Parlamento europeo, per la nostra terra? Il mio impegno volgerà con un incontro, con un convegno che faremo subito dopo le elezioni, perché io sono eletto, non cerco consensi, cerco affermazione, un convegno che sarà presieduto dal nostro sindaco Firetto e che sarà ovviamente moderato dalla nostra amica Giorgia Iacolino, e in quella sede vedremo di finanziare le cose più importanti per Agrigento. Ecco, parliamo di questi soldi che devono arrivare, questi tanti fondi in arrivo per l'Italia e speriamo anche per la Sicilia nel caso in cui i progetti vengono portati a termine. Non confondiamo però il recovery plan con la Commissione Infrastrutture, Trasporto e Turismo che io rappresento. Quelli sono fondi che vanno al di là del prestito, perché ricordiamoci, quello è un prestito che l'Italia deve restituire. Noi invece, oltre a quella cosa di cui si occuperà il governo, e a cascata arriverà alle regioni e alle amministrazioni locali, quindi anche ad Agrigento. Io voglio rappresentare invece le misure, i bandi che sono a disposizione, che finanzieranno le opere strategiche per Agrigento. Spesso sono bandi difficili cui l'utenza ha difficoltà a parteciparvi, sono addirittura scritti in inglese. E noi abbiamo tanti collaboratori, allora io che ci sto a fare? Perché sono qua? Io sono qua proprio per snellire e per rendere più vicine, più a portata di mano e, come dire, più agrigentine e meno europee le misure che noi e di cui abbiamo veramente bisogno e che noi dobbiamo utilizzare e utilizzeremo al meglio. Quale pensa che sarà il consenso nelle prossime elezioni regionali che si andrà a votare per il partito di Forza Italia? Ma io rappresento la mia Forza Italia, io rappresento il mio consenso, io sono in Forza Italia e sono quella Forza Italia che sostiene Firetto e che sostiene Giorgia Iacolino, e sarà una grande affermazione per il nostro progetto civico, perché ricordiamolo, noi non abbiamo bandiere, non abbiamo bisogno di bandiere, dobbiamo abbattere le barriere politiche, noi rappresentiamo il progetto civico di Lillo Firetto e ci stiamo.